Ed eccoci rientrati, siamo ancora ai mercati, al mercato di Treviso, Treviso Mercati, siamo con Fabio Nardellotto, presidente del Comot, perché con lui vogliamo valutare questo progetto, acquistare informati, una novità non solo per il consumatore che ha molte più informazioni, ma anche per chi opera, quindi gli operatori del mercato, giusto? Il consumatore molte volte non conosce la stagionalità, non conosce i prodotti e manca del rapporto con i professionisti, a volte il rapporto con il professionista, cioè vanno nei supermercati in cui il contatto è asettico, non c'è nessuno che spiega qual è il prodotto del momento, se è un prodotto da acquistare oppure comunque da bypassare nell'acquisto, insomma. Quindi vi siete messi in rete perché ci sono più enti che collaborano a questo progetto, ognuno con le proprie competenze e professionalità, e avete deciso di dare questo servizio a un consumatore che è sempre più attento, anche chi visita il mercato, chi acquista a Treviso Mercati. Sì, questo servirà al consumatore per effettuare un acquisto intelligente, quello che abbiamo sempre detto. La frutta è la frutta e la verdura sono come categoria, è un prodotto che è sicuramente il meno caro di tutti i prodotti che ci sono in commercio. Bisogna saperlo acquistare, la stagionalità, il discorso della territorialità, quindi acquistare i prodotti del momento sono i prodotti più convenienti. Il discorso delle ciliegie a Natale è tipico, sicuramente chi acquista le ciliegie a Natale non si può lamentare che siano care, le ciliegie vanno acquistate quando, maggio, giugno, quando vengono qui da Verona, quindi hanno sicuramente un costo che è inferiore, possono tutti accedere all'acquisto. Presidente, noi la ringraziamo per essere stato con noi, vi ricordiamo www.acquistareinformati.it, il canale telematico per cui accedere a tutte queste informazioni, attivo oltre chiaramente alla stampa locale che riserverà nei prossimi, d'ora in poi, uno spazio a questa rubrica. Cronache Trevigiane, la prima parte si ferma qui, un po' di pubblicità e poi ritorniamo con tante novità dalla Marca. Sappiamo che le somiglianze spesso non sono evidenti. Noi e i nostri clienti ci assomigliamo da sempre. Perché siamo cresciuti negli stessi luoghi, perché parliamo la stessa lingua, perché abbiamo gli stessi valori, perché sappiamo guardare avanti. Siamo con te, perché siamo come te. Sappiamo che le somiglianze spesso non sono evidenti. Noi e i nostri clienti ci assomigliamo da sempre. Perché siamo cresciuti negli stessi luoghi, perché parliamo la stessa lingua, perché abbiamo gli stessi valori, perché sappiamo guardare avanti. Siamo con te, perché siamo come te. Ed eccoci rientrati, seconda parte di Cronache Trevigiane. Da Treviso ci siamo spostati a Susegana, siamo nei bellissimi cortili del castello di San Salvatore, con noi il presidente dell'AIS Veneto, Dino Marchi, un amico di Cronache Trevigiane, perché oggi qui si tiene un grandissimo evento, il Veneto al 300%. Di che cosa si tratta, Dino? È una selezione di 100 cantine che presenteranno ognuna 3 vini, quindi alla fin fine avranno 300 vini a disposizione, e nello stesso tempo è l'eleganza che noi vogliamo aver voluto dare a questa manifestazione, credendo di selezionare appunto le migliori cantine del Veneto. In questa giornata, oltre ai vini in mostra e alla valorizzazione del ruolo del sommelier, avete deciso di proporre anche un momento di riflessione sul vino, una scelta di carattere.
Ecco che allora il vino lo si sceglie indubbiamente per carattere, lo si sceglie per educazione, lo si sceglie per personalità, lo si sceglie per ambiente, lo si sceglie per chi in fin dei conti ce lo porta o ce lo consiglia, lo si sceglie per colore delle pareti piuttosto che della scaffalatura, lo si sceglie per etichetta, sperando appunto che l'educazione ci porti anche a pensare che dentro a quell'etichetta ci possa essere veramente il lavoro dell'uomo per una qualità del vino. Ecco, abbiamo parlato di Prosecco, per par condicio siamo in provincia di Treviso, parliamo anche di vini del Piave. Come stanno crescendo? C'è un gran lavoro attorno ai rossi del Piave? Io credo molto a quest'area che, come sappiamo, è la più estesa dal punto di vista vitivinicolo. Del resto è anche vero che il retaggio forse non lo dobbiamo portare avanti, se non nel fatto che conoscenze attuali moderne ci portino a doverli andare a degustare, ad assaggiare, proprio perché c'è un'attività enorme in quest'area proprio per valorizzare o rivalorizzare certe tipologie di vitigni, e nello stesso tempo c'è un grandissimo rapporto di comunicazione che può avere attualmente il Consorzio Piave. Grazie Presidente Marchi, noi proseguiamo il viaggio in questa giornata, andiamo prima a vederci un servizio di cronache trevigiane e poi a scoprire qualcosa di più proprio sull'abbinamento di carattere, vino e persona che andrà a sceglierlo. Banca del territorio, banca per il territorio. Veneto Banca è tutto questo. Lo dicono i suoi risultati, ma anche l'attaccamento delle persone che sono al centro della sua missione, come ci spiega l'amministratore delegato Vincenzo Consoli. Veneto Banca è una popolare antica, nasce nel 1877 ed è profondamente radicata nel territorio. I nostri prodotti e anche i nostri servizi sono il frutto del dialogo, ma soprattutto della conoscenza che abbiamo della nostra clientela. L'analisi sul momento economico contingente fa emergere due proposte di Veneto Banca di grande interesse: mutuo protetto e cessione del quinto. Mutuo protetto è una valida tutela contro gli eventi negativi della vita quotidiana, che potrebbero rendere difficoltoso o impossibile il pagamento delle rate residue del mutuo. È una polizza completa che in caso di perdita del posto di lavoro si fa carico del rimborso delle rate del mutuo precedentemente stipulato, mentre invece in caso di invalidità permanente totale o morte liquida in un'unica soluzione il capitale residuo del mutuo. La cessione del quinto, invece, è una formula sempre più ricercata dai lavoratori dipendenti che hanno necessità di reperire dei prestiti personali in modo rapido e sicuro. La cessione del quinto è una facoltà del dipendente prevista per legge e offre numerosi vantaggi: la facilità di erogazione anche con altri finanziamenti in corso, la comodità di rimborso delle rate con trattenuta in busta paga, i tassi contenuti. La forza di Veneto Banca è il suo sguardo rivolto sempre al territorio per riuscire ad interpretare le esigenze dei propri clienti, offrendo loro una risposta su misura. Proponiamo soluzioni personalizzate per soddisfare al meglio le esigenze della famiglia e delle piccole e medie imprese in particolare. Il successo nostro di oggi si basa su questo lavoro e dura ormai da più di 100 anni.